Boccardo avanza, si allunga troppo il pallone, poi per sua fortuna viene riconquistato ancora dalle compagne Saronni. Possesso Piemonte, Nota, avanza il numero 10, poi la finta di Tavella che subisce fallo, calcio di punizione per le giocatrici piemontesi. Saronni deve fischiare, però il direttore di gara, che vuole far rispettare la distanza, Saronni sul punto di battuta, va lungo, pallone al limite dell'area, colpo di testa tentato da Tavella, poi pallone riconquistato dalla Liguria con Milanta che torna indietro, e il possesso ancora per le giocatrici biancorosse, poi pasticciano un po', pallone riconquistato da Zangrande che entra in area di rigore, appoggia per il tentativo da parte di Pipicella, chiusa dalla difesa Liguria che prova a ripartire. Nota prova a chiudere il triangolo, pallone troppo lungo, riconquista la difesa ligure che può ripartire, poi Carrea, lancio lungo, Saronni con il petto, poi in mezzo al campo prova ad andare via Tavella, viene fermato. Altro scambio tentato dalle giocatrici piemontesi, fa buona guardia però Vignola, rimessa laterale per il Piemonte Valle d'Aosta. Rimessa battuta e possesso per il Piemonte. Verticalizzazione e posizione però di fuorigioco di Gargallo, calcio di punizione per la Liguria quando sono trascorsi 13 minuti nel corso del primo tempo. Risultato sempre fermo sullo 0-0, poche occasioni finora, partita molto equilibrata. Possesso riconquistato dalla Liguria, poi pallone giocato centralmente per il tentativo di Montella, ribattuto dalla difesa, riparte il Piemonte con Pipicella, poi Nota, scarica ancora per il capitano che allarga per Gargallo che prova a verticalizzare, buona la chiusura di Razzaio. Qui c'è un fallo in mezzo al campo, calcio di punizione per il Piemonte Valle d'Aosta. Saronni si incarica della battuta, va lungo direttamente in area, libera la difesa, poi Zangrandi, insiste il Piemonte, c'è l'intervento falloso da parte di Marcarelli, calcio di punizione ancora per le ragazze in completo blu. Si attende il fischio dell'arbitro, punizione che arriva al centro dell'area, Nota prolunga, poi riesce a liberare la difesa, il pallone è buono per la Liguria che però non riesce ad approfittare e regala un'altra rimessa laterale al Piemonte Valle d'Aosta.
Gargallo, pallone che passa e diventa buono per Nota, poi Zangrandi, pallone giocato sulla destra, tentativo di cross, pallone che arriva al limite, il tentativo di Pipicella ribattuto, poi un tocco di mano, sì, da parte della numero 13 biancorossa, quindi calcio di punizione per il Piemonte, già giocato. Ora l'inserimento centrale tentato da Bufano che viene fermato, non c'è fallo, secondo il direttore di gara insiste il Piemonte, ma pallone riconquistato dalla Liguria che può provare a ripartire in contropiede. Ottima la chiusura però in mezzo al campo, pallone che però resta tra i piedi delle giocatrici biancorosse, si prova ad andare in verticale, dove però non riesce a controllare Cuneo, palla che arriva docile tra i piedi di Rigazzi. Saronni sbaglia il tocco, regala la rimessa laterale alla Liguria. Rimessa battuta, non riesce però a controllare Razzaglio e rimessa che passa questa volta al Piemonte. Gargallo con le mani, va in verticale, poi pallone che arriva dalle parti di Nota che apre sulla destra per Zangrandi, prova a puntare la diretta avversaria e riesce anche a saltarla, avanza il numero 13 che poi riesce anche ad andare in verticale dove c'è Rizzolo che prova ad entrare in area, pressata Rizzolo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, riesce a tenere in gioco il pallone Vignola che evita il corner ma regala comunque una rimessa laterale in zona d'attacco per le giocatrici piemontesi. Rimessa battuta, il cross in mezzo, pallone che passa, poi al limite il tentativo verso la porta da parte di Bufano, pallone che termina al lato, ma c'è la prima vera conclusione verso la porta al 18° minuto e di Bufano. Pallone riconquistato in zona offensiva dal Piemonte, poi il tentativo contrario dalla difesa. Insistono però le giocatrici piemontesi con il tentativo di Rizzolo dal limite ribattuto, prova a ripartire adesso la Liguria con Marcarelli che viene fermato falosamente, calcio di punizione per le giocatrici liguri. Punizione battuto lungo, libera Saronni, poi possesso che però rimane alla Liguria, lo perde Montella, poi non controlla Tavella e quindi rimessa laterale per la Liguria. Lotta Montella, pallone non è uscito, possesso riconquistato dal Piemonte, Bufano prova ad andare via, viene fermata dall'intervento in scivolata di Costa, rimessa laterale per le giocatrici piemontesi, già battuto, altro però ripiegamento difensivo di Carrea e altra rimessa per il Piemonte Valle d'Aosta che comunque guadagna metri. Tavella con le mani, poi Gargallo, gira per Boccardo che prova a lanciar lungo, un colpo di testa, tentato da Pipicella, poi altra rimessa per il Piemonte. Gargallo,
Pipicella non controlla, poi Montella appoggia per Rizzaglio che prova a ripartire, viene trattenuta, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, poi dopo che quest'ultimo non si è concretizzato arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per la Liguria. Punizione battuto direttamente verso la porta, facile la parata del portiere che è già ripartita. Possesso Piemonte. Poi Pipicella, pallone buono adesso per Rizzolo che prova ad andare in mezzo, libera la difesa. Prova ad insistere il Piemonte, Gargallo, centrale per il cambio campo di Campasso, Zangrandi prova a puntare, riesce ad andare sul fondo, viene raddoppiata però gli portano via il pallone, poi riesce anche a liberare la difesa ligure regalando però una rimessa laterale. Rimessa battuta, colpo di testa a liberare da parte di Vignola, altra rimessa per il Piemonte. Nota viene fermata, poi Boccardo riconquista, avanza lei, poi però non riesce a servire nessuna compagna e quindi Liguria che riconquista e riparte. Altro possesso riconquistato dal Piemonte, fallo subito, calcio di punizione. Si deve ribattere però il calcio di punizione. Saronno sul punto di battuta. Pallone che arriva dalla parte opposta. Gargallo appoggia per Pipicella che viene fermata però da Rizzaglio, riparte la Liguria, Milenta per Vignola, poi si prova ad andare in verticale da Cuneo, lotta con Boccardo, fa buona guardia la giocatrice numero 5 del Piemonte e guadagna una rimessa laterale. Rimessa battuta lunga a cercare Tavella che non riesce però a controllare, si trascina il pallone oltre l'out di sinistra e quindi rimessa laterale per la Liguria. Pallone vagante in mezzo al campo, arriva Nota che riesce ad aprire per Campasso, poi il tentativo di verticalizzare era impreciso, chiude la difesa, Piemonte che resta comunque in possesso della sfera. Bufano in mezzo al campo, pressata, riesce a scaricare per Pipicella, poi ancora Bufano, Tavella non controlla, poi Nota in mezzo al campo, avanza il numero 10, prova a verticalizzare,
chiude la difesa, poi ancora Tavella al limite, Tavella viene fermata, libera la difesa ligure, poi Saronni apre sulla destra per Zangrandi che si impegna per tenere in campo il pallone e ce la fa, la numero 13 che poi trasforma l'azione da difensiva in offensiva, prova a verticalizzare, lo fa però in maniera imprecisa e quindi rimessa laterale per la Liguria. 0-0 che non si smuove qui al comunale di Torre Santa Susanna quando abbiamo superato il 25esimo minuto del primo tempo, partita molto equilibrata, poche occasioni, gara sicuramente influenzata anche dalle condizioni atmosferiche. Sì, c'è il sole ma c'è un forte vento che soffia qui sullo stadio comunale e quindi giocatrici in campo che devono lottare anche con le condizioni avverse. Ora in mezzo al campo Nota riesce ad aprire sulla sinistra per Gargallo, poi alza questo campanile Saronni, Rizzaio di testa, ha commesso fallo però la numero 15 Ligure e quindi calcio di punizione per il Piemonte. Saronni si incarica della battuta e riparte da Rigazzi. Zangrandi allarga per Tavella con il tacco per Nota, chiudono il triangolo, bella la giocata delle due. Tavella attende il movimento dei compagni, poi scarica corto, ancora Tavella, Zangrandi apre sulla destra, provano a chiudere un'altra triangolazione le ragazze piemontesi, questa volta però libera la difesa e Liguria che può ripartire con Rizzaio che rischia sulla pressione, gli portano via il pallone, poi Pipicella sbaglia l'appoggio e regala una rimessa laterale alla Liguria. Rimessa battuta in mezzo al campo, pallone riconquistato ancora dal Piemonte, poi colpo di testa a liberare da parte della difesa ligure, recupera il pallone Campasso, viene fermata, Rizzaio riesce a tenere il controllo della sfera, poi va in verticale da Montella, si gira la numero 13 che riesce ad aprire sulla destra per Taramasso prova ad avanzare, viene chiusa però da Saronni che poi esagera nella protezione del pallone, Taramasso va in mezzo per Cuneo che viene chiusa da Zangrandi che ha fatto un'ottima diagonale difensiva, un ottimo intervento difensivo ma occasione potenziale per la Liguria. Rimessa Piemonte, già battuta, Nota, Tavella, ancora Tavella, poi rimane a terra dolorante Taramasso, ha subito un colpo, la numero 19 biancorossa, calcio di punizione per la Liguria. Caduta anche male probabilmente dopo aver subito un colpo. C'è stata una sorta di cooling break, una sorta di time out. Giocatrici che hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie.
per fare una sorta di piccolo time out. Gioco che riprende con il calcio di punizione per la Liguria, pallone che grazie anche al vento arriva in area, pericoloso, facile però l'intervento di Rigazzi. È già ripartito il Piemonte, Nota però perde il pallone, Cuneo prova ad appoggiare, ancora Nota riesce a riconquistare il pallone che lei stessa aveva perso, rimediando al proprio errore. Gargallo avanza al numero 3, centralmente per Pipicella, si gira al numero 15, poi scarica per Nota, c'è largo Tammasso che prova ad andare in verticale, l'intervento lisciato da parte della giocatrice numero 4 della Liguria, poi Campasso calcia, palla alta, tentativo al 31esimo del numero 18 del Piemonte. Rinvio lungo, Saronni di testa, poi Pipicella, Tavella viene fermata da Carrea, poi Nota in mezzo al campo, allarga per Campasso, prova ad andare ancora in verticale, viene chiusa dalla difesa, quindi rimessa laterale per il Piemonte. Possesso Piemonte, Rizzolo va in verticale, poi chiude Vignola, si lotta in mezzo al campo, Campasso riesce a far passare il pallone, Rizzolo prova ad allargare, ancora sulla destra, è arrivata la chiusura, rimessa laterale, ancora per il Piemonte Valle d'Aosta, non si sblocca, il risultato sempre 0-0 qui alla Comunale di Torre Santa Susanna, e in questo istante arriva un fischio del direttore di gara per un fallo al centro del campo commesso dal numero 10 piemontese. Rimane a terra dolorante la giocatrice ligure che ha bisogno delle cure del caso. Punizione battuta, libera la difesa, poi serie di rimpalli, alla fine Nota, serve Pipicella, c'è lo scatto di Tavella, buona la chiusura però di Carrea, poi Saronni, lunga a cercare Rizzolo, viene messo giù, calcio di punizione per il Piemonte. Saronni si incarica della battuta. Pallone direttamente in area, libera la difesa, poi spazza Vignola, di testa Bufano, in mezzo al campo, pallone riconquistato dalla Liguria, l'arbitro lascia proseguire, non c'è nessun fallo, e allora Gargallo prova ad andare via, viene chiusa da Carrea, poi fuori gioco
fuori gioco di una calciatrice piemontese, quindi calcio di punizione per la Liguria quando siamo ormai al 35esimo del primo tempo, 5 minuti al termine della prima frazione, vediamo se ci sarà eventuale recupero. Una gara che comunque è stata molto scorrevole tra due squadre che si stanno davvero affrontando a viso aperto, gara davvero molto equilibrata. Boccardo libera, Saronni all'indietro, pallone rischioso, libera Rigazzi, poi in mezzo al campo Bufano, rimasta a terra il capitano Pipicella, quindi ancora gioco fermo. Gioco che può riprendere con il Piemonte che può provare ad impostare una nuova azione offensiva. Bufano, Tavella, Rizzolo, viene fermata, rimessa laterale ancora per le giocatrici piemontesi. Gargallo con le mani, riconquista il pallone Rizzaio, poi Bufano prova a cambiare gioco, regala però il pallone alla Liguria. Rizzaio va in verticale da Cuneo, poi Montella prova a liberarsi dalla pressione, ancora Montella protegge il pallone, viene fermata fallosamente, calcio di punizione per la Liguria. Punizione battuto direttamente in area di rigore, pallone che passa e sarà corner per la Liguria che prova a farsi vedere dalle parti di Rigazzi. 38 i minuti sul cronometro, calcio d'angolo per la Liguria, corner battuto corto, poi la giocata ancora ravvicinata, alla fine libera la difesa, rimessa laterale per la Liguria. Rimessa battuta, poi Vignola rischia di perdere il pallone, Rizzolo riesce a recuperare, a tenere in gioco Zangrandi, Bufano in mezzo al campo, si gira la numero 6 che allarga poi per Tavella, la posizione è regolare per la numero 17 che prova a puntare, viene chiusa, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per la Liguria. Rimessa laterale Ligure, colpo di testa di Gargallo, poi Bufano apre, lo fa male però, riconquista però il pallone il Piemonte, Campasso per Nota che va al cross, libera la difesa, poi in mezzo al campo Milanta pressata da Rizzolo, riesce a scaricare per Vignola, ancora Milanta, prova a rinviare, tentativo che viene contrato, poi Tavella arriva e realizza il gol dell'1-0
Piemonte Valle d'Aosta in vantaggio, ha segnato la numero 17 Tavella. Dai ragazzi, concentrate! Oh, concentrate! Oh, concentrate, Campo, il campo! Dai, c'è la ragione, oh, concentrate, che non è finita, Proprio nel momento in cui vengono segnalati 3 minuti di recupero di questo primo tempo è cambiato il parziale qui al comunale di Torre Santa Susanna, il Piemonte Valle d'Aosta è passata in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Tavella. Calcio di punizione adesso per la Liguria che prova a reagire. Devono provare a sfruttare queste occasioni le giocatrici liguri, anche perché sono a favore di vento. Vediamo il pallone che arriva in area di rigore, buonissima la chiusura di Pipicella, calcio d'angolo per la Liguria. Cross in mezzo sul primo palo, libera la difesa, poi questo tentativo di rimettere in mezzo un pallone pericoloso, Rigazzi con il pugno, poi il cross tentata da Taramasso, altro corner. Altro cross in mezzo, pallone che arriva in aria, libera Gargallo, poi al limite il tentativo da fuori, pallone sulla traversa, poi Montella in fuori gioco, ma grande parata di Rigazzi sul tentativo di Colaiacomo. Che brava portiere! Brava, brava! Dai ragazzi, non mollate! È finita, arbitro! Altro cross in mezzo. Occhio! Ma che è finito però il tempo, arbitro! C'è stata però la risposta della Liguria che è andata vicinissima al pari. Ora l'arbitro non vede nessuna irregolarità, alla fine il pallone esce e sarà rimessa laterale per il Piemonte. Ultimi istanti di primo tempo. Qui c'è un fallo, calcio di punizione per il Piemonte. Finisce qui il primo tempo al comunale di Torre Santa Susanna, Piemonte Valle d'Aosta in vantaggio 1-0 grazie al gol di Tavella e noi ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo.
Non è che sta iniziando. Parti. Vai, ok, ciao. Bentornati qui al comunale di Torre Santa Susanna per l'inizio della ripresa della gara tra Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, valevole per la 62esima edizione del torneo delle regioni categoria calcio femminile. Chiaramente tutto pronto con il match che riparte con il primo possesso per la Liguria. Pallone giocato sulla destra per lo scatto provato da Taramasso. Giocatrici ligure che devono rincorrere dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto di un gol. C'è un cambio nel Piemonte, esce Bufano con il numero 6 ed entra la numero 4. Attenzione all'occasione per la Liguria, tratta Timossi nel Piemonte. Possesso Liguria. Al limite il controllo tentato da Marcarelli, viene fermata, riparte il Piemonte, c'è l'ottima chiusura però di Carrea, rimessa laterale per il Piemonte Valle d'Aosta. C'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per il Piemonte. Pallone lungo direttamente in area, termina però sul fondo. Rinvio lungo di Bernardi. Adesso la Liguria in questo secondo tempo giocherà controvento, un fattore che nella prima frazione di gioco non è riuscito a sfruttare. Adesso vedremo se nel secondo tempo il Piemonte riuscirà a sfruttare questo vantaggio. Nota, poi Timossi, penetrata, allarga per Zangrandi che riesce ad entrare in area di rigore, ancora Zangrandi, raddoppiata, si trascina il pallone sul fondo, rimessa per la Liguria. Dai Sofi, dai Sofi! Dai Sofi, dai! Dai. Altro cambio nel Piemonte, fuori con il numero 18 Campasso ed entra con il numero 16 Careri.
Si lotta in mezzo al campo. Poi Boccardo rinvia, proprio Careri tocca il suo primo pallone, fermata però da Vignola, rimessa laterale per il Piemonte. Careri, poi c'è un fischio per intervento falloso da parte di Calaiacomo. Calcio di punizione per il Piemonte con Timossi che si incarica della battuta. Timossi in area di rigore, pallone che arriva verso lo specchio della porta difesa da Bernardi. Non c'è però nessuna giocatrice piemontese pronta lì a colpire. Riparte la Liguria. Timossi protesta per un fallo, poi però Rizzolo appoggia per Tavella che viene fermata, poi non riesce a tenere in gioco il pallone Cuneo. Rimessa laterale per il Piemonte. 7 minuti sul cronometro della ripresa. Per ora decide il gol nel primo tempo di Tavella. Rimessa laterale Liguria. Vignola. Poi Marcarelli, viene fermata, Timossi, poi la neoentrata Careri, riesce a far filtrare per Gargallo che non riesce però a tenere in gioco il pallone, poi il pallone riconquistato ancora dal Piemonte. Pipicella sbaglia il tocco, poi ancora Piemonte però, pallone riconquistato adesso da Marcarelli, prova ad aprire dove però non c'è nessuna compagna, quindi Piemonte che può rimpostare. Rinvio di Rigazzi, poi Taramasso, Colaiacomo lungo a cercare Cuneo che lotta con Boccardo che esce palla al piede, poi Careri, il pallone per Rizzolo che riesce ad andare via, ancora Rizzolo, si allunga troppo il pallone, riesce a farla filtrare per Tavella, troppo lungo però il tocco facile per Bernardi. Rinvio lungo, in mezzo al campo Timossi, mette giù, poi Pipicella, nota, Rizzolo, Tavella, Zangrandi, allarga ancora per Tavella che non riesce a tenerla in gioco, rimessa laterale per la Liguria e tanto c'è un cambio nella squadra ligure, entra con il numero 18. Sansevieri ed esce con il numero 13 Montella. Gioco che riprende, poi si trascina il pallone in fallo laterale Cuneo, rimessa per il Piemonte, Zangrandi a cercare nota, l'anticipo di
Marcarelli, ancora possesso per le giocatrici in maglia blu. Stavolta l'ultimo tocco è di Rizzolo, la rimessa questa volta per la Liguria che torna in possesso della sfera. Vignola con le mani. Poi in mezzo al campo riconquista il pallone il Piemonte, Rizzolo al limite. Rizzolo appoggia per Careri che viene fermata, prova a ripartire la Liguria, non riesce a controllare però Sansevieri. Altra rimessa Piemonte. Rizzolo perde il possesso ma arriva in aria il pallone per Tavella, traversa clamorosa e poi libera la difesa, occasionissima per il Piemonte al minuto 11 di questo secondo tempo. Gioco che può riprendere con la rimessa laterale in zona d'attacco per il Piemonte, giocato per Timossi che si allunga troppo il pallone e sarà rimessa dal fondo per la Liguria, per cui è pronto un altro cambio. Esce con il numero 10 Marcarelli ed entra con il numero 17 Salliu. Rimessa dal fondo per Bernardi. Si lotta in mezzo al campo. Alla fine nota per Tavella, prova a servire in verticale Rizzolo che commette fallo, è arrivata in ritardo la numero 7 piemontese, calcio di punizione per la Liguria. Rinvio lungo di Colaiacomo, colpo di testa di Nota, poi Tavella, fermata da Taramasso. Poi c'è il fallo ai danni di Milenta, calcio di punizione per la Liguria. Colaiacomo sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro. Pallone che spiove in area di rigore. Libera Cargagallo. Poi il tocco fuori misura da parte di una giocatrice ligure, quindi rimessa laterale per il Piemonte quando abbiamo superato, o stiamo meglio per superare il primo quarto d'ora della ripresa.
rimessa battuta, poi riconquista il pallone Razzaglio, poi il controllo di Cuneo, viene raddoppiata, riportano via il pallone. L'ultimo tocco è stata di una giocatrice ligure, quindi la rimessa sarà per il Piemonte. Nota, pressata, riportano via il pallone, contropiede Liguria. Buono intervento di Boccardo, l'arbitro lascia proseguire, non c'è nessun fallo, Rizzaglio in mezzo al campo, prova a servire Milenta, pallone che arriva alla numero 11, poi Vignola allarga per Taramasso che restituisce ancora la numero 20, provano a chiudere il triangolo, Taramasso però non riesce a controllare, quindi possesso viene riconquistato dalla Piemonte. Il lancio lungo per Rizzolo, esce Bernardi fuori dalla propria area, riesce a liberare, poi Vignola, rimpallo che favorisce Tavella, poi Timossi non controlla questa volta Rizzolo, alla fine con la Iacomo arriva e spazza, il pallone può diventare buono per Taramasso, arriva Boccardo, poi Taramasso riesce a servire in area di rigore, il controllo di Sansevieri che era in posizione irregolare, quindi nulla di fatto, calcio di punizione per il Piemonte. Ma questa poteva essere potenzialmente una buona occasione per la Liguria. Intanto altro cambio nelle file piemontesi, fuori la numero 7 Rizzolo, ed entra con la numero 11 Alberto. Rinvio lungo, fa buona guardia con la Iacomo, poi Vignola, riconquista il pallone ancora il Piemonte. Tavella, pressato da Vignola, perde il pallone, poi Sansevieri all'indietro da Colaiacomo che apre sulla sinistra dove però non c'è nessuna compagna lì a ricevere il pallone, quindi rimessa laterale per il Piemonte al 18° minuto di gioco. Altra rimessa con le mani. Sbaglia il controllo Vignola. Zangrandi viene incontro Timossi, fa buona guardia a Milenta, poi Vignola riesce a far passare il pallone per Taramasso, buono il disimpegno della Liguria, poi sbaglia Taramasso. Rimessa laterale per il Piemonte. Zangrandi. Di testa Milenta. Poi il pallone buono per Careri. Raddoppiata, riportano via il pallone. Poi sbaglia con la Iacomo, altra rimessa per il Piemonte che rimane lì. Zangrandi, Vignola di testa, altra rimessa, guadagna metri il Piemonte. Careri prova ad andare via, pressata da Vignola, vince il duello, ancora Careri, va al cross, deviato in corner, calcio d'angolo per il Piemonte Valle d'Aosta. Si incarica della battuta Timossi. Il cross in mezzo, il pallone buono in aria e il colpo di testa vincente di Boccardo che realizza il gol del 2-0, il raddoppio del Piemonte che prende il largo.
Dai, 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 dai! Ecco, hai visto che poi a destra adesso che bella palla, brava Giorgia. Dai, 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 dai! Dai! Dai Giorgia! Brava Giorgia! Mister! Mister! Altro cambio nella Liguria. Esce con il numero 11 Milanta ed entra con il numero 3 Camporeale. Cambio anche nel Piemonte, esce Tavella ed entra con il numero 2 Orlandin. Attenzione adesso al tentativo della Liguria, ottima la chiusura di Orlandin appena entrata. Vai Sofi, vai Sofi! Timossi in verticale, il pallone buono, esce Bernardi. Dai, dai, dai! Rimessa laterale piemontese con Gargallo che sale a battere. 22esimo sul cronometro, 2-0 il parziale a favore del Piemonte Valle d'Aosta. Possesso riconquistato dalla Liguria che prova a ripartire. Rizzaglio in verticale, poi il pallone buono per Cuneo, chiude Boccardo, autrice del raddoppio. Rimessa laterale Piemonte. Gargallo con le mani. Colpo di testa a prolungare, poi l'intervento a liberare da parte di Costa in rimessa laterale. Guadagna metri il Piemonte, che adesso può gestire in questo ultimo quarto d'ora abbondante, può gestire il doppio vantaggio. Con la Iacomo rinvia lungo, pallone direttamente in fallo laterale, altra rimessa per il Piemonte. Rimessa battuta, poi libera con la Iacomo, Boccardo interviene, poi pallone per Zangrandi, fermato da Vignola, rimessa laterale per il Piemonte, che comunque resta in controllo della gara. Orlandin con le mani, pallone che è difficile da controllare per Zangrandi, termina direttamente sul fondo. Altro cambio intanto nelle fila della squadra ligure. Arriva in questo momento il cambio. Entra con il numero 9 Esposto ed esce con il numero 7 Cuneo. Gioco che riprende, possesso per la Liguria con Vignola
Viene fermata poi il fallo commesso dalla giocatrice in maglia numero 20 biancorossa, calcio di punizione per il Piemonte. Saronni direttamente in aria, Vignola libera, poi Taramasso mette fuori il pallone volontariamente perché ha visto la sua compagna di squadra colpita proprio in pancia dal pallone, rimane a terra dolorante Vignola che riceve le cure del caso. No. Vai Piemonte! Gioco che riprende con il Piemonte che sportivamente restituisce il pallone. Bergallo riconquista il pallone, poi lo perde, commette anche fallo, calcio di punizione per la Liguria. Lancio lungo di Costa, il pallone viene giocato al limite dalle giocatrici liguri, poi il cross in mezzo, libera la difesa. Poi c'è un intervento falloso da parte di Colaiacomo, calcio di punizione, è arrivato anche il primo cartellino giallo del match ai danni della numero 5 ligure. Non è finita, non è finita! Dai, che adesso lo fai! Gioco che riprende con il possesso per il Piemonte. Timossi controlla sulla pressione, riesce a far filtrare, poi tiene in gioco il pallone ancora il Piemonte alla fine. L'ultimo tocco di una calciatrice in maglia blu e quindi rimessa laterale per la Liguria. Lancio lungo, poi il duello falloso da parte di Esposto, calcio di punizione per il Piemonte quando siamo vicini agli ultimi 10 minuti di gara. Boccardo lungo, di testa Vignola, poi Esposto, controlla, prova ad allargare per Taramasso che riesce a tenere in gioco il pallone, poi Boccardo in anticipo, in verticale, il pallone controllato male però da Zangrandi, rimessa laterale per
la Liguria, ma Vignola regala praticamente il pallone al Piemonte, che può giocare una rimessa con le mani. Rimessa lunga, Zangrandi riesce a verticalizzare per lo scatto di Alberto, che va al retropassaggio per il gol del 3-0 di Pipicella. Chiude il match il Piemonte al minuto 31. Brava! Bravi! Dai! Bravi, bravi! Brava Gaia! 3-0 dunque per il Piemonte e vittoria ormai in cassaforte. Intanto c'è un altro cambio, Brava, brava! esce proprio l'autore del gol, Brava! Brava! l'autrice del gol, ed entra con il Brava! numero 19 Doria. Ancora, ancora! Possesso ligure, poi proprio Doria tocca il suo primo pallone, poi nota Timossi, Zangrandi, passata da Vignola, Zangrandi tiene il possesso, Brava, brava! ancora Zangrandi, Boccardo, nota, possesso Piemonte, prova ad andare in verticale, chiude Vignola, poi tiene in campo il pallone Taramasso, che viene chiusa però da Timossi, rimessa laterale per la Liguria. Stessa Taramasso si incarica della battuta, poi non riesce però a controllare Sansevieri, rimessa Piemonte. Di testa Taramasso, poi Boccardo sulla pressione di Sansevieri, riesce a servire Orlandin, poi pallone perso dalla numero 2, Sansevieri prova a servire Taramasso, fa buona guardia Timossi, poi si va in verticale per lo scatto di Alberto, pallone un po' troppo lunga, con la velocità della sfera che aumenta a causa del forte vento, quindi non può tenerla in gioco la numero 11 piemontese, quindi rimessa dal fondo per la Liguria, che è già ripartita. Ora rimpallo, altra rimessa per la Liguria con Carrea che si incarica della battuta. Poi pallone che è uscito, altra rimessa questa volta però sarà per il Piemonte. Timossi prova ad andare in verticale, viene chiuso, poi Zangrandi si libera dalla pressione, poi apre sulla destra, lo fa male. Taramasso si allunga troppo il pallone, lo perde, poi Alberto duella con Colaiacomo, poi il pallone riconquistato dalla Liguria con Carrea che si apre sulla destra, prova ad avanzare la numero 4, va in verticale, c'è la chiusura però di Saronni, rimessa laterale.
Buona chiusura di Gargallo che protegge il pallone, poi libera a cercare Alberto, pallone che passa, poi prova a correre la numero 11, c'è la chiusura di Colaiacomo, pallone che rimane in gioco solo per pochi istanti perché poi non riesce a tenerla in gioco. La calciatrice biancorossa, alla fine la rimessa è per il Piemonte. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara, Saronni nota in mezzo al campo, prova ad andare in verticale, chiude Vignola, si alza un campanile, il controllo da parte di Esposto che riesce anche ad aprire sulla destra, possesso Liguria. Fa buona guardia Orlandin che poi rischia, però Saronni le dà una mano. Lotta Doria e alla fine guadagna la rimessa laterale. Tanto rimasta a terra Dolorante. Razzaglio. Gioco che può riprendere, ovvero ultime battute di questa gara, vinta meritatamente dalla Piemonte Valle d'Aosta, che sicuramente è stata più propositiva dopo una prima fase di gara molto equilibrata. Le giocatrici piemontesi hanno sicuramente messo in mostra qualcosa di più. Carrieri. Poi Zangrandi non riesce a mettere in mezzo, recupera Taramasso che apre dalla parte opposta. Possesso Ligure, recupera però Gargallo, poi Zangrandi, prova ad andare via, arriva sul fondo, mette in mezzo, facile per Bernardi. Rinvio di Bernardi, colpo di testa di Sanseveri, poi nota in mezzo al campo, scarica per Gargallo, poi pallone che passa, è buono per lo scatto di Carrieri che si allunga troppo il pallone, lo trascina direttamente sul fondo. Rimessa per la Liguria. Saranno 4 i minuti di recupero. Extra time che inizierà tra circa un minuto. Zangrandi apre sulla sinistra, intervento di Carrea, rimessa laterale per il Piemonte. Pallone direttamente in area, esce Bernardi su Alberto. Buona l'uscita del
portiere ligure. Rinvio lungo di Bernardi, non controlla Zangrandi, poi Orlandin, segue il pallone Vignola, lo accompagna. Oltre l'out, rimessa laterale per la Liguria. Zangrandi, Orlandin, rimpallo, rimessa Piemonte. Possesso Liguria. Rizzaio in avanti, Boccardo fa buona guardia, poi Doria avanza, numero 19 in verticale per Alberto, chiude Vignola, poi al limite, pallone che arriva tra le braccia di Bernardi. Siamo già oltre il primo minuto di recupero, ne restano altri 3. Vittoria ormai sigillata da parte del Piemonte. Timossi, Careri appoggia per Alberto che pensa al destro, viene chiuso, rimessa laterale però per il Piemonte Valle d'Aosta che continua a spingere. Orlandin con le mani, direttamente in area di rigore, Bernardi rischia e salvataggio sulla linea da parte di Carrea, corner per il Piemonte. Dai, un altro gioco, dai! Si attende ancora la battuta del corner. Timossi carica il destro, va al cross sul secondo palo. Pallone che è ancora in gioco. Careri va al controcross, colpo di testa tentato da Orlandin, pallone che termina sul fondo. Rinvio lungo, colpo di testa di Rizzaio, poi Gargallo, nota, portano via il pallone, poi Sansevieri prova a verticalizzare, c'è Boccardo che fa buona guardia, appoggia per Gargallo, possesso Piemonte. Poi pallone riconquistato, ma c'è la posizione di fuorigioco segnalata ai danni di Salliu, punizione per il Piemonte quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Probabilmente si chiuderà qui. Rinvio lungo e arriva in questo istante il triplice fischio del direttore di gara che decreta la fine delle ostilità. Il Piemonte Valle d'Aosta batte la Liguria per 3-0. Per noi è tutto, un saluto e un ringraziamento.